Bene ragazzi, è passato circa un anno, Segalosso è stato appena adesso ritrovato nel territorio avversario, quindi probabilmente dobbiamo stare attenti con le sue mosse. Intanto, come avete ben potuto vedere, l'hanno appena adesso scoperto. Intanto disordini militari, un dignitario, un nemico confusi i comandanti del nostro esercito. Attenzione, che è successo? Il nostro comandante principale probabilmente è stato intimorito da questo maledetto che continua ad affiancarsi ai nostri uomini. Vediamo di assassinarlo anche con il 9% per quanto riguarda il nostro veleno, maledetto. Vediamo se possiamo farla a pezzettini. Probabilmente, anzi sicuramente il nostro assassino non è riuscito, però dovevamo tentare, ragazzi, era davvero un rompiscatole. I nostri uomini stanno, come dire, stanno disertando, li stanno facendo a pezzi con delle porzioni di veleno, addirittura con 2 parole. Vediamo se possiamo eliminare finalmente questo esercito. Attenzione, una bella imboscata, il nemico non è riuscito a prevenire la tua imboscata, attacca ora per avvantaggiarti dell'elemento a sorpresa. Abbiamo circa 1800 uomini, quindi la battaglia sembra vinta, come dire, una battaglia dove abbiamo guardato un po' la barra dell'equilibrio, davvero il 90% del successo, quindi una bella modalità aggressione per una bella vittoria decisiva potrebbe essere importante. Perfetto, abbiamo perso circa 300 uomini, però l'avversario è stato costretto a fuggire proprio nel sud. Intanto un ottimo grado in più per i nostri uomini, vediamo di continuare da questa parte, benissimo. Aumentiamo anche adesso la qualità del nostro generale per quanto riguarda l'autorità, per renderlo molto più autorevole in battaglia. E adesso vediamo un po' se possiamo procedere, un pochino di paura ad attraversare questi confini, ragazzi. Vediamo se possiamo attraversarli, andiamo all'interno della sezione dei Lusitani per essere sempre più certi. Guardate un po', sono molto amichevoli anche con noi stessi. Vediamo se abbiamo il nostro transito militare attivo. Ah, non ce l'avevamo, eccolo qua. Allora, vediamo se possiamo proporre questa bella offerta. Hanno accettato l'offerta, con un semplice clic siamo riusciti ad eliminare quel particolare problema di incomprensioni. Ok, vediamo di procedere, amici miei. Da questa parte quello che succede, vediamo un po'. Prima di attaccare questa provincia vorrei intanto stanziarmi in questo territorio. Perfetto, ancora un pochino più avanti e mannaggia, mettiamoci un pochino da questa parte. Ecco, perfetto. Vediamo di coglierli alle spalle. I nostri cari Vivisci stanno scendendo dal nord. Guardate che potenza che hanno i Vivisci, cioè erano molto inesperti nel combattimento corpo a corpo, invece adesso date un'occhiata a come si ritrovano. Allora, questo esercito, vediamo quello che possiamo combinare. Allora, io direi ragazzi di spostare questo esercito in avanti, visto che abbiamo molta cavalleria, e di condurre quest'altro proprio all'interno di questa regione. Perfetto, allora scegliamo questo esercito per procedere proprio verso sud. Benissimo, cerchiamo di coglierli alle spalle. Perfetto, e intanto da questa parte prendiamo la nostra Roxanne e vediamo di mandarla in avanti proprio per disturbare gli avversari. Ma io non ricordo, anzi io non capisco dove sono finiti i nostri vecchi agenti, le nostre vecchie spie 007 che appunto avevamo assoldato nella campagna in Inghilterra. Vi ricordate? C'era il nostro grande amico Cassillel Buono, una cosa del genere, che ovviamente spazzavano i nemici in un batter d'occhio. Ovviamente avevano un difetto, morivano soli, ovviamente morivano per la loro grande età. Intanto una battaglia abbastanza tranquilla, date un'occhiata alle forze che abbiamo disponibili, vediamo di eliminare questo ultimo e vecchio esercito con una modalità protezione. Vediamo, aia, un calcio nelle parti basse, un colpo di gladio in testa alla kill, ed ecco che cade in basso l'avversario. Ovviamente abbiamo catturato anche come dire, abbiamo ottenuto la possibilità di ottenere dei prigionieri, però io direi ragazzi di non ucciderli, neanche di schiavizzarli, ma di rilasciarli. Vediamo di essere un pochino onorevoli all'interno di queste situazioni. Abbiamo schiavizzato già un'intera popolazione, quindi vediamo di essere un pochino anche più aperti con i nostri nemici. Ovviamente secondo un codice di guerra dobbiamo essere anche ben saldi sulle nostre decisioni. Infatti qualche città un pochino limitrofa che non creerà particolari problemi, vedremo anche di liberarla, come mi avete appunto consigliato, per far risaltare la potenza e la gravitas del nostro personaggio. Allora, i Getuli ancora, maledizione, questi agenti dei Getuli sono proprio una spina nel fianco. Ecco, date un'occhiata che con quel bastone tenta di sfidare la nostra spada, e probabilmente le parole sono più appuntite e più dolorose di una spada, forse è vero. Infatti, oh maledizione, che succede? E probabilmente siamo caduti in una bella imboscata, proprio quello che non volevo. Una bella battaglia, 3000 uomini contro 2000. Questa potrebbe essere una battaglia che ci farà entrare nei libri di storia, o addirittura potrebbe segnare il tramonto del nostro impero. Se la combattessi automaticamente perderei di certo, però ragazzi dobbiamo tentare l'attacco. Cioè io da queste parti credevo di essere anche rinforzato dall'esercito dei Lusitani, però probabilmente dobbiamo fare tutto da soli, senza generale, perché purtroppo abbiamo perso il nostro generale a causa di quel maledetto saggio, e combatteremo nella sabbia con il sangue contro i Getuli, le bestie da Soma. L'avete notati anche voi ragazzi, infatti in passato sono stati proprio fatti a pezzettini, però forse
forse abbiamo una possibilità di spuntarla. Abbiamo i temuti nomadi e l'esercito di guarnigione che romperanno le scatole. Se vinciamo questa battaglia, ragazzi, veramente appena torniamo in Inghilterra ci fanno una bella statua e la posizioneranno nella piazza principale. Però, ragazzi, questa battaglia è dura, eh? Sì che abbiamo i vincitori di Obrauco disponibili, però non lo so. Vediamo un po', diamo un'occhiata. Perfetto, finalmente prima battaglia nel deserto. Attenzione, i Condor, sì, i corvi anzi più che altro, continuano a volare all'interno di questo campo di battaglia, perché sicuramente quest'oggi ci sarà del sangue, ci saranno delle carni sparse per questa sabbia, sicuramente il loro pasto starà per essere servito su questo campo di battaglia. Il nostro esercito, le spade risuonano in alto, quindi sicuramente i nostri uomini sono fieri di essere su questo campo di battaglia e morire per la loro madrepatria. Benissimo, il nostro imperialismo, ragazzi, finirà qui o inizierà qui, lo vedremo con questa battaglia. Nostri tiratori scelti, prima linea, eccoli qua. Benissimo, qui c'è addirittura un cervo, ragazzi, se volete ve lo mangiate poi più tardi. Intanto guardate che bello, eccolo qui. Uomini liberi di leva, seconda linea. Benissimo, ragazzi, volontari schierati al centro, perfetto. Scegliamo anche delle altre unità, ok, benissimo. Questa battaglia, non so ragazzi, ma mi ricorda un film, non so se avete visto un film che riguarda ovviamente la guerra di indipendenza americana. Il Patriota ha recitato davvero in maniera fantastica. Potremmo realizzare la stessa strategia, cioè condurre la prima linea di volontari sulla parte superiore della montagna. Appena tutta la truppa nemica ci segue, cerchiamo di scendere e ovviamente li accoglieremo con il nostro grande esercito. Però ovviamente ci manca qualche piccolo dettaglio, ci mancano i cannoni, ci mancano le armi da fuoco, altrimenti poteva essere davvero una tattica fantastica. Allora, vediamo un po' se possiamo prendere le nostre cavallerie. Saranno le cavallerie probabilmente che ci aiuteranno a fare più morti possibile all'interno dello schieramento nemico. Colonna portante, spade, ragazzi miei, avete combattuto con il sangue, cercate di farlo valere anche oggi. Guardate come saltellano tipo Apollo Creed sulle punte, eccole qui. Allora, vediamo un po' di scegliere le nostre cavallerie. 3 cavallerie di supporto di dietro, benissimo. Vediamo di proteggere i nostri fianchi, le nostre retrovie. Il generale purtroppo è un nobile, no, anzi non un nobile, un guerriero con spada chiamato Bituito, perfetto, perché purtroppo quel dannato saggio con il suo bastoncino ha tirato il nostro generale via. Quindi vediamo un po', tutti i presupposti sono a nostro sfavore. Vediamo di iniziare la nostra battaglia. Grandi, allora il nostro esercito occultato, vediamo di raggiungere immediatamente il nord della collina. Forza ragazzi, continuate a correre, benissimo. Intanto con le cavallerie vediamo di aggirare il nemico da questa parte, la parte destra. Cerchiamo sempre però di arrivare in cima. Benissimo, allora alziamoci dall'alto. I nemici si stanno avvicinando. Da dove? Da dove, amico mio? Stiamo attraversando questa zona un pochino rialzata, però i rinforzi nemici non li vedo. Qui ragazzi dobbiamo stare attenti perché potrebbero essere anche davanti a noi. Allora, cerchiamo di stare attenti. Là ci deve essere la città, quindi probabilmente arriveranno di là. Allora, attenzione, questa è un'imboscata ragazzi, attenzione, dobbiamo guardare con 30.000 occhi. Vediamo un po', le nostre cavallerie ci offriranno un ottimo supporto dall'alto. Vediamo un po' se possiamo vedere qualcosa, ragazzi. Continuate da questa parte, voi altri, benissimo. Date un'occhiata anche da questa parte, benissimo, cerchiamo di raggirarli. Andiamo a tutta manetta. Ecco i rinforzi nemici. Oh mamma mia, eccoli. Dannazione, sono ancora più avanti. Procediamo, il nostro esercito principale sta andando in avanti. Eccoli, al di sotto della montagna. Dobbiamo combattere prima di loro, prima che arrivino i loro rinforzi. Allora, che cosa hanno qui schierati al centro? Maledizione, non si vede un accidente. Hanno dei lancieri numidi, semplici lancieri che stanno scendendo dalla montagna. Abbiamo la carica, ragazzi, la pendenza, la forza di gravità che ci aiuta. Vediamo di sfruttare la fisica a nostro vantaggio. Scendiamo da questa parte. Allora, gli altri rinforzi stanno arrivando di qui. Frombolieri balearici, delle Baleari. Questi sono fatti un bel po' di strada. Attenzione, che cos'è questo rumore? Attenzione, fermiamoci, cavallerie da questa parte, maledizione. Fermiamoci immediatamente, iniziamo a bersagliare questi maledetti. Ecco i frombolieri, vediamo di portare avanti i nostri lancieri. Portiamo avanti un attimo i nostri lancieri, anche le nostre truppe d'attacco principali. Eccoli, attenzione, procediamo in avanti. Dei lancieri da questa parte. Continuate a far fuoco, ragazzi, continuate a far fuoco. Procediamo, attenzione alle cavallerie nemiche. Una cavalleria, eccoli, maledetti. Continuiamo, le nostre lance ai lati per proteggere i nostri uomini, una lancia di dietro. Andiamo che ce la facciamo. Procediamo. Ecco i nostri frombolieri. Continuate, ragazzi, continuate all'attacco. Le nostre cavallerie da questa parte, vediamo se possiamo coglierli di lato. Benissimo, qui cosa hanno loro? Vediamo un po' di dare un'occhiata. Frombolieri tribali, il nostro generale. No, ragazzi, attivate la nostra modalità frenesia. Con le altre unità di cavalleria vedremo adesso di attaccare alle retrovie dei nostri avversari. Perfetto, qui i nostri frombolieri stanno continuando a far fuoco. Benissimo, attenzione alle cavallerie
nelle retrovie, un'unità di lance la possiamo mandare in avanti. Continuate ragazzi a far fuoco da queste parti. Benissimo, stiamo continuando, scendiamo dalla montagna, scendiamo i nostri poveri lancieri, il nostro generale, maledizione, continuiamo all'attacco, continuiamo le nostre povere lance, avanti, 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 scendiamo, attenzione, ecco le nostre cavallerie colpite di dietro, vediamo se possiamo attaccare anche con i nostri uomini, attenzione, procediamo da questa parte, benissimo, cerchiamo di raggrupparci tutti, benissimo, attenzione, le nostre unità di frombolieri purtroppo sono state eliminate, vediamo di continuare da questa parte, ragazzi, continuate a far fuoco, mamma mia, stiamo chiudendo gli avversari, però stanno arrivando anche gli altri rinforzi dall'altra parte, continuiamo a farli fuori, benissimo, da questa parte, uccidiamo il generale nemico, ucciderlo sicuramente ci darà grandissimo vantaggio. Allora, facciamo la pezzi ragazzi, stanno vacillando, lo so, non abbiamo neanche il generale, continuiamo, queste altre unità vedranno di far fuoco qua sotto. Allora, cerchiamo di eliminare più uomini possibili, qui abbiamo altre lance che si stanno avvicinando, cavallerie pronte, cerchiamo di scendere da questa parte, benissimo, allora abbiamo i nostri uomini che sono pronti, cerchiamo di scendere, abbiamo il vantaggio della nostra collina, però purtroppo ci sono altre unità, maledizione, vediamo di eliminare la cavalleria numidica con qualche altra unità di lancia, maledizione, siamo circondati ragazzi, siamo circondati, cerchiamo di continuare a far fuoco. Qui che cosa hanno i nemici? Hanno delle lance, hanno anche delle dannate frecce da queste parti, cerchiamo di penetrare anche con i nostri uomini da questa parte, andiamo, i nostri uomini vacillano, non vacillate ragazzi, continuate a tenere duro, tenete duro, maledizione, scendiamo all'attacco, stiamo facendo davvero fuori tantissimi nemici. Ok, perfetto, queste unità, vediamo un po' come se la stanno cavando, abbiamo anche delle lance da questa parte, benissimo, le nostre spade devono continuare a resistere, perfetto, cerchiamo di procedere, avanti, velocità aumentata, benissimo, come va la nostra frenesia? Ancora non ne abbiamo, maledizione, eccoli che ci attaccano di dietro, le nostre lance devono fermarli, benissimo, continuiamo ad attaccare che li stiamo distruggendo per adesso, oh mamma mia, troppe unità che si avvicinano dal retrotreno, vediamo un po' se possiamo colpirle di dietro, altre lance, vediamo di utilizzare le nostre lance appunto per bloccarle, vediamo come sta andando, li abbiamo eliminati, le nostre cavallerie stanno cercando di farle fuori, vediamo di prendere qualche altra lancia, perfetto, cerchiamo di attaccare l'ultima colonna portante dell'esercito nemico. Allora ragazzi, un pochino di calma, di dietro ci stanno massacrando, vediamo di colpirli immediatamente, altre lance da questa parte, altre lance, perfetto, delle spade scenderanno qui in basso, truppe con spada, vediamo di eliminare questi ultimi frombolieri, continuate ragazzi a far fuoco da questa parte, altri frombolieri, giratevi dall'altra parte ragazzi, giratevi e colpite con tutta la forza che avete appunto nelle coscette, perfetto, carica frenetica ragazzi, aumentiamo la nostra velocità di carica per eliminare questi maledetti, perfetto, ancora forse ce la possiamo fare, ancora ragazzi, continuate, questi sono i vincitori di Obrauco, hanno distrutto un'intera unità in Inghilterra, hanno sbaragliato tutte le unità anche in territorio sabbioso come potete ben vedere. In Spagna i vincitori di Obrauco, essendo 1000 in meno, riescono nonostante tutto a ottenere una fantastica vittoria di misura. Il nemico è sconfitto e Disonore colpisce le sue file principali, hanno fatto fuori 2000 uomini, sono dei uomini sono degli uomini completamente colmi di vigore, di forza e davvero di integrità morale, non sono fuggiti. Date un'occhiata ai frombolieri che hanno colpito addirittura i cavalieri nemici, sono rimasti fino alla fine e con un bel colpo di gladio rimandiamo a casa gli spagnoli, ovvero i Geduli, abbiamo distrutto la forza portante del loro esercito e adesso sicuramente potremo gettarci alla conquista. Grande attacco ragazzi, un applauso appunto per voi stessi. Benissimo. Una battaglia ragazzi davvero era una battaglia all'interno della quale eravamo sfacciati se l'avessimo combattuta automaticamente, però ovviamente l'intelligenza artificiale, la battaglia artificiale così automatica a volte si basa troppo sul conteggio fisico, non conta dei valori morali che hanno i nostri uomini, che hanno combattuto e sbaragliato le unità in Inghilterra, hanno distrutto l'intera Gallia e adesso anche in Spagna si stanno facendo valere dopo questa fantastica battaglia, 1000 in meno, e nonostante tutto siamo riusciti ad eliminarli. Ma più che altro siamo riusciti ad eliminarli perché? Perché noi abbiamo bloccato l'avanzata dei 3 eserciti con delle lance, con dei volontari, e ovviamente le nostre truppe di rinforzo riuscivano a rendersi molto più abili nella battaglia. Intanto Segalosso l'hanno beccato nuovamente, una promozione assicurata per un intrigo politico. Ovviamente dobbiamo mettere un nuovo generale all'interno dei nostri vincitori di Obrauco, vediamo di mettere ovviamente eccolo qui, questo generale sembra abbastanza interessante, addirittura consente l'abilità incita e grido di guerra, ci aiuteranno in maniera concreta soprattutto nelle prossime battaglie. Ok, allora vediamo adesso che cosa è successo. Intanto con questo esercito, allora ragioniamo, il territorio della Libia per adesso
adesso è qui. Con questo esercito io direi ragazzi di trincerarci. Non possiamo, maledizione, perché non possiamo? Probabilmente perché siamo in questo territorio. Oh, i vivisci maledetti! Ci hanno fregato la cittadina di Cartuba e dopo che noi abbiamo sudato sangue, abbiamo distrutto tutta questa zona, appunto non ci lasciate neanche le briciole, maledetti. Vediamo intanto di procedere in avanti, vediamo se riusciamo a far fuori queste ultime unità avversarie con i nostri vincitori di Ubrauco, vediamo se possiamo appunto ritrovarci da queste parti. Maledizione, proprio hanno aspettato il momento giusto per fregarci. Vabbè, intanto con questo esercito vediamo di scendere appunto da questa parte, benissimo, oppure passiamo dal mare ragazzi. No, io direi di attaccare immediatamente da questa parte. Ok, con questa unità cercheremo di stare appunto qui intorno. Possiamo reclutare degli uomini? Purtroppo no. Vabbè, cerchiamo di rimanere qui intorno. Con Segalosso vediamo di procedere anche da questa parte. La nostra campagna ragazzi sta procedendo. Abbiamo anche il volere di Andraste che ormai libero, svincolato, ci potrà aiutare per attaccare nuovamente questa parte. Però non so se condurre questo esercito da questa parte o farlo scendere da quest'altra parte. Allora, io direi invece di farlo arrivare e far attraversare al nostro esercito tutta questa zona ovviamente di montagna, facciamogli prendere un bel traghetto, proprio una bella imbarcazione, e facciamolo arrivare immediatamente alle coste di Tignis per ottenere quindi un bello sbarco e conquistare i nostri avversari dalle retrovie. Intanto date un'occhiata ai libici che sono riusciti a ottenere il controllo di Neocleo Albo. Parliamo ovviamente di un mercenario veterano romano che è stato conquistato, appunto convertito da loro stessi. Ottima azione amici miei. Bene. Allora, fazione in ascesa, gli Arveaci sono ovviamente degli uomini diversi, anche i Parti, una nuova fazione, dove sono questi Arveaci? Vediamo un po', addirittura, oh ragazzi, attenzione, che probabilmente questa nuova fazione potrebbe essere nostra, vediamo un po' cosa succede, forse non tutto è perduto. Allora, abbiamo questo insediamento degli Arveaci che sicuramente saranno in guerra con i Cantabri, devono essere degli schiavi che si sono formati probabilmente, attenzione, eccoli qua, sono in guerra con gli schiavi, però visto che è l'unica popolazione che hanno un unico popolo e un'unica città, io direi ragazzi di approfittarne della loro debolezza fisica a livello quindi di come dire, a livello di battaglia, a livello bellico. Quindi vediamo di utilizzare i nostri guerrieri del guado che sono stati falciati dal veleno dei nostri amici per la conquista di questa cittadina. Dobbiamo dichiarare guerra però, attenzione, mettiamoci tanto sul piede di guerra, vediamo di procedere da questa parte, pronti al combattimento, ma i vivisci ovviamente non sono in guerra, quindi possiamo accontentarci di questa bella regione. Vediamo un po', la Numantia, Cartagine, attenzione però non so se è conveniente, cioè vediamo un po', con la stessa unità che abbiamo appunto da queste parti potremmo conquistare direttamente questa zona e quest'altra ovviamente lasciarla perdere. Potrebbe essere una tattica un pochino rischiosa ragazzi, me la penserò in questi giorni, vediamo un po' quello che possiamo combinare con questo popolo. Fatemi sapere a proposito anche le vostre opinioni, intendete che conquistiamo immediatamente questo nuovo popolo e quindi sfruttare la nostra occasione, oppure lanciarci direttamente nell'attacco di questa zona? Beh, è una zona molto ricca di legname come potete ben vedere, però questa zona la vedo un pochino povera. Fatemi sapere le vostre opinioni per quanto riguarda la conquista di questa popolazione, ovvero gli Arveaci, oppure condurre il nostro esercito principale degli Iceni, ovviamente Martos, il nostro generale Martos, proprio nel territorio della Mauretania. Fatemi sapere ragazzi. Intanto attenzione che i ribelli, attenzione, un'altra occasione, i ribelli punici sono riusciti a ribellare, hanno conquistato, attenzione, la cittadina di Bossim. Magari con il nostro esercito e il volere di Andraste possiamo ottenere il controllo di questa bella cittadina con un assedio navale. Quindi ragazzi abbiamo ancora tante faccende in sospeso, sicuramente riusciremo a farci valere. Abbiamo notato anche i Messale, la campagna in Africa ragazzi è appena adesso iniziata, quella era sicuramente una fase di preparazione. Visto che abbiamo per adesso tutti questi soldi, vediamo se possiamo aumentare nuovamente la nostra capacità di reclutamento uomini. Addirittura in questa zona possiamo reclutare diverse unità come per esempio i cavalieri veterani che sono, mi sembra, molto più abili della cavalleria normale, quindi vediamo di reclutarne ben 2 unità e cerchiamo di stare quindi attenti per questa nuova campagna che stiamo appunto conducendo adesso. All'interno del prossimo gameplay avremo sicuramente completato il cantiere navale e ci lanceremo nella ricerca delle tecniche di torsione, in modo tale da ottenere la sala dei costruttori per costruire magari le nostre care amate catapulte che renderanno finalmente delle mura delle semplici stazionate da saltare in maniera molto più rapida. Ok, intanto a Namnetum reclutiamo anche un'ultima unità di schermagliatori britanni per rimanere un pochino più tranquilli. Le nostre nuove aziende agricole sono state finalmente migliorate e per essere convertite in canali abbiamo bisogno dell'insediamento delimitato. Intanto l'insediamento delimitato si ritroverà probabilmente nella sezione, vediamo un po', da queste parti. Deve essere produzione identificata, tracciato in legno, maledizione, specializzazione artigiana, deve essere appunto nella sezione costruzione. Vediamo un po', mura doppie, insediamento delimitato, ovviamente richiederebbe 24 turni e anche delle ricerche passate, però
Andando quindi verso questa ricerca, l'insediamento delimitato, la costruzione con mura a secco sarà completata e quindi i nostri vecchi paesi barbarici potrebbero essere convertiti in delle vere e proprie zone, dei veri e propri villaggi, proprio delle vere e proprie metropoli. Quindi ragazzi, fatemi sapere anche la vostra opinione su questa tipologia di ricerca. Cioè, io non so se lanciarmi nella ricerca militare per quanto riguarda l'assedio, sarebbe una cosa molto interessante da fare, ovviamente le nostre tecniche di torsione, però ovviamente è anche molto importante rilevare questa nostra potenza economica che potremmo svolgere, ovviamente l'insediamento delimitato con la costruzione con mura a secco. Quindi fatemi sapere la vostra opinione anche a riguardo delle tecnologie che potremmo andare a sviluppare, oltretutto alle vostre tattiche militari che come al solito mi piace notare, mi piace leggere, come per esempio ho accettato la vostra richiesta, il vostro consiglio dell'alleanza con la Libia, perché ovviamente poteva essere un'alleanza davvero soddisfacente. Intanto questa è un'area marittima contesa, perfetto, ovviamente non è una zona dove effettuare pirateria, mi sembra che esista un'altra zona da queste parti, i nostri lusitani per adesso se la stanno cavando alla grande, quindi ci becchiamo ragazzi all'interno del prossimo gameplay. Come potete ben vedere ci troviamo proprio sul piede di guerra, abbiamo disseminato la nostra ascia di guerra e ci lanceremo nel combattimento ravvicinato proprio nella provincia di Gadira con i nostri ultimi ragazzoni, in attesa che i nostri vivisci non ci freghino anche quest'ultima cittadina, quindi ovviamente dovremo condurre delle battaglie su diversi fronti. Vi lascio ragazzi con l'immagine appunto della nostra penisola italiana, dove vi faccio appunto vedere che non solo è entrato ovviamente in combattimento ovviamente Roma, ma anche Sparta. Quindi sicuramente quando arriveremo all'interno della Magna Grecia non solo ci dovremo scontrare con le politiche occidentali, ma anche con quelle orientali, come appunto una provincia bellicosa come Sparta. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti!